Ragazzi, buongiorno a tutti. Vi voglio parlare di Crazy Pizza, sta famosa Crazy Pizza, e dei controversie che ci sono sui video, sui media, su internet, Facebook, eccetera, eccetera. Allora, intanto vi voglio dire che noi come Crazy Pizza siamo partiti da un ragionamento molto semplice: dobbiamo mettere i migliori ingredienti possibili, immaginabili sul mercato. Allora, vi faccio degli esempi. Il prezzo al pubblico in un supermercato, se avete l'occasione di fare degli acquisti, il pata negra, che noi vendiamo la pizza a 65 euro, costa 300 euro al chilo. Il San Daniele, che prendiamo noi, costa 35-36 euro al chilo. Li leggo: i pelati strianese costano 4 euro al chilo, il gran biscotto 30-35 euro al chilo, la mozzarella di bufala 15 euro al chilo. La nostra farina costa più di 1,50 euro al chilo. Sapete che Crazy Pizza non ha lievito, 0,05, pochissimo, per cui non fermenta. A differenza di questi miei amici pizzaioli che dicono che è troppo sottile, loro ti danno questa mattonata di pizza con dentro questo raghetto di pomodoro ed è finita lì. Io però farei una cosa: chiediamo a questi ragazzi qui, perché non vi chiedete come fanno a vendere una pizza a 4 euro, 5 euro come pubblicizzano? Venite nella mia pizzeria, non da quella di Briatore, 5 euro. Cosa mettono dentro questi signori qui in queste pizze? Presupposto che, come tutti, devi pagare il fornitore, paghi l'IVA sul fornitore, devi fare lo scontrino al cliente, per cui devi pagare gli stipendi, devi pagare gli affitti, devi pagare gli ammortamenti, devi pagare le tasse, eccetera, eccetera. Il gas, la luce, tutto quanto. O vendi 50.000 pizze al giorno, o se no è impossibile. C'è qualcosa che non capisco, c'è qualcosa che mi sfugge, c'è qualcosa che veramente non capisco. Il ragionamento normale qual è? È che noi continuiamo a dare un prodotto di altissima qualità ai nostri clienti. Intanto li ringraziamo perché sono migliaia e migliaia di clienti di Crazy Pizza nel mondo. Voi sapete, basta telefonare che i Crazy Pizza sono overbooking sempre. Il ragionamento di base è questo: noi vogliamo la qualità. Abbiamo dei locali che non sono delle pizzerie, sono locali con energia, locali che creano atmosfera, locali che puoi anche prendere dei vini importanti che abbiamo nel menù. Non c'è nessuna pizzeria che ha un menù dei vini come i nostri, puoi prendere dal vino molto caro al vino meno caro, come c'è una scelta. La cosa che veramente mi dà fastidio è che quando in Italia c'hai successo, trovi sempre questa rabbia nel successo che fai. Non pensano che più successo hai, più tasse paghi, più contributi paghi, più gente assumi. No, questo loro non lo vedono, loro vedono solo il rancore. Se hai successo gli girano i coglioni, perché l'Italia è un paese rancoroso, un paese geloso, pieno di invidiosi. Tanto darvi un po' di invidia, vi dico che abbiamo aperto a Riyadh una settimana fa, stiamo facendo Riyadh e i Saudi, stiamo facendo una media di 1.000 clienti al giorno. Abbiamo 150 richieste per aprire Crazy Pizza nel mondo, per cui noi andiamo benissimo. Per cui voglio vedere i 4 euro di quelle pizze, quante licenze fanno, quante ne faranno fuori dall'Italia, eccetera, eccetera. Ragazzi, siete degli invidiosi e io vi adoro, perché mi fate una pubblicità della Madonna. Alla fine mi fate una pubblicità. Io sono un genio e voi non lo siete, questa è la differenza. Ciao!